Ma Suciò è celebrata soprattutto per i suoi giardini. I ricchi mandarini, i funzionari della corte, se li facevano costruire per passarvi i loro ultimi anni di riposo e di pensione. Sono labirinti di pietre, acque, canali, ninfee, tempieti. Portano ancora i segni della vita appartata e aristocratica che vi si svolgeva, delle discussioni intellettuali, della nostalgia della natura. Ogni finestra, ogni roccia ha un significato. E anche i nomi di questi giardini ce lo dicono. Si chiamano Giardino dell'Armonia o Giardino della Politica dell'Uomo Semplice. Non è facile in Cina entrare in un tempio buddista. Quasi sempre i templi sono chiusi, proibiti, e non raramente sono dissacrati o trasformati in fabbriche. È difficile anche capire se ogni sentimento religioso sia davvero scomparso in un paese in cui la storia e il pensiero sono stati per molti secoli condizionati dalle idee e dagli insegnamenti di Buddha e di Confucio, e in cui il potere imperiale si confondeva con quello divino. Ma oggi questo tempio del Giardino dell'Ovest, qui a Suciò, si visita come un museo del passato, conservato come una curiosità.
Ogni finestra, ogni roccia ha un significato. E anche i nomi di questi giardini ce lo dicono. Si chiamano Giardino dell'Armonia o Giardino della Politica dell'Uomo Semplice. Ma Suciò è celebrata soprattutto per i suoi giardini. I ricchi mandarini, i funzionari della corte, se li facevano costruire per passarvi i loro ultimi anni di riposo e di pensione. Sono labirinti di pietre, acque, canali, ninfee, tempietti. Portano ancora i segni della vita appartata e aristocratica che vi si svolgeva, delle discussioni intellettuali, della nostalgia della natura.